Digitalizzare i servizi pubblici, smaterializzare i documenti, per semplificare la vita ai cittadini e alle imprese che hanno a che fare con la pubblica amministrazione, consentendo loro di fare pratiche amministrative senza muoversi da casa o dall'ufficio, davanti a un PC, con pochi clic. Un impegno che l'Europa e di conseguenza anche il governo italiano hanno preso con i propri cittadini e imprese sin dal 2010, attraverso il piano chiamato Agenda Digitale. La città metropolitana fa la sua parte e ha investito 1 milione di euro all'interno di un progetto coordinato da Regione Liguria e finanziato dallo Stato. Gli obiettivi del progetto della città metropolitana, a cui hanno aderito 39 comuni metropolitani su 67, sono 4. Il primo intervento era relativo alla messa online della modulistica dei comuni e in particolare all'emissione dei certificati anagrafici con timbro digitale. Il secondo intervento ha riguardato il potenziamento dell'utilizzo della PEC da parte dei comuni del territorio ed in particolare la sua integrazione all'interno dei sistemi di protocollo degli stessi comuni. Il terzo intervento è stato relativo alla realizzazione di un software per l'accreditamento online dei fornitori. Il quarto intervento ha previsto la digitalizzazione dei PUC dei comuni e della toponomastica comunale e la messa online sulla piattaforma regionale denominata PUC Online. Partiamo dal punto 1, la digitalizzazione dei servizi demografici dei comuni metropolitani, la cosiddetta anagrafe digitale, utile per qualsiasi cittadino, ma particolarmente per quelli che risiedono in comuni dell'entroterra, dove la popolazione è sparpagliata in frazioni, dalle quali spesso raggiungere il municipio è un'impresa. Il cittadino, accedendo dal portale del comune, accederà a un portale denominato People che fa da front-end e che consente innanzitutto di riconoscere il cittadino attraverso le credenziali e successivamente di indirizzarlo verso il servizio che è richiesto, quindi ad esempio supponiamo che il cittadino richiede un certificato di residenza, ma anche rilascio di carta d'identità, denuncia di nascita e quant'altro. Riconoscendo il cittadino ci sono già delle informazioni presenti e inserendone ulteriori, quindi come il numero della marca da bollo, se richiede un certificato in bolla eccetera, il cittadino può scaricare direttamente sul suo computer il certificato finale. Questo certificato ha la peculiarità di avere una tecnologia denominata di timbro digitale. Andiamo adesso al punto 3, la banca dati dei fornitori, nella quale qualsiasi impresa può iscriversi con accesso digitale, impostando a proprio piacimento i parametri per poter essere invitata a gare pubbliche di un certo ambito o di un determinato importo. Il software che gestisce questa banca dati di fornitori si chiama EqualPlus e il suo primo obiettivo è permettere alle imprese di fare una sola volta e non ogni volta che partecipano a una gara d'appalto l'autocertificazione del possesso dei requisiti legali per poter partecipare. È su questo che da tempo, ormai da anni, come stazione appaltante prima della provincia di Genova e poi della città metropolitana, abbiamo lavorato per creare uno strumento di facilitazione per gli operatori economici perché possano semplificare e standardizzare l'accesso alla procedura di gara. Questo è stato possibile attraverso anche l'utilizzo dell'informatica, creando una piattaforma che consentisse agli operatori economici di poter effettuare queste autocertificazioni online via web e non più solo attraverso la dichiarazione cartacea. Oggi EqualPlus è stato esteso anche ai comuni metropolitani, quindi le imprese evitano di ripetere le complesse procedure di autocertificazione anche quando partecipano alle gare indette dai comuni. Questo diventa sicuramente uno strumento di facilitazione per le imprese perché evitano di confrontarsi con modalità
differenti e con prassi diversificate da stazione appaltante a stazione appaltante. Si crea un'omogeneità di comportamento e un'omogeneità di decisione anche rispetto all'accertamento o meno del possesso di questi requisiti. I vantaggi di Equal Plus sono anche per la commissione di gara. Questo significa, per chi presiede il seggio di gara, avere una rapidità di svolgimento della procedura di gran lunga superiore a quello che avviene attraverso l'esame di documentazione cartacea. Il punto 4 sono i piani urbanistici digitali. Il progetto ha previsto la digitalizzazione degli strumenti urbanistici generali dei comuni e in particolare la loro pubblicazione sulla piattaforma denominata PUC Online. Il cittadino può accedere allo strumento dove potrà visualizzarlo secondo colorazioni dedicate e interrogare questo strumento interrogando le zone di suo interesse o effettuando ovviamente quello che tecnicamente viene detto il carottaggio, quindi l'interrogazione di tutti gli stati presenti. Avere un certificato a casa senza dover partire da una frazione e poterlo ottenere direttamente da casa credo che sia un modo abbastanza efficace per facilitare la permanenza sul territorio. Piccoli comuni anche come il nostro credo che abbiano la necessità, se vogliono continuare ad avere un futuro, di aderire a tutte queste iniziative, queste forme che portano a fare sì che il cittadino possa rimanere sul territorio, possa essere agevolato alla permanenza sul territorio.